Buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di corse di domenica 21 febbraio. Prima corsa riservata a puledri di 3 anni, sono 9 al via, 1 Ciroli dei Greppi, 2 Cartagena Pax, 3 Cometa LL, 4 Traion, 5 Quantro, 6 Crinto Light, seconda linea, 7 Conan Spritz, 8 Carinissima OP, 9 Karim. Pronostico che vede Tyrion rientrante di Massimo Compagno, favorito numero 4 dello schieramento, macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Quantro che cerca di sopravanzare Cometa LL, veloce a sua volta all'esterno di Ciroli dei Greppi, passa in vantaggio Cometa LL mentre si abbandona in errore Ciroli dei Greppi, cerca di accodarsi in seconda posizione Quantro. Numero 1 Ciroli dei Greppi, Indietro squalificato. Tyrion. Primi 215,3, sposta presto Quantro per andare a rilevare Cometa LL al comando dopo 300 metri di gara. Più indietro rimane Tyrion, quarto iniziale intanto con nuova leader Quantro che precede Cometa LL, in terza posizione rimane Tyrion, poi in quarta c'è Conan Spritz, all'esterno invece Cartagena Pax si adegua e subisce l'anticipo di Tyrion, ne prenderà probabilmente la schiena. 48,7 per i primi 600, con Quantro in vantaggio, l'allievo di Edoardo Baldi, si appresta a completare il primo giro di gara, con all'esterno ora Tyrion che si trascina. Conan Spritz, lungo la corda è sempre Cometa LL, poi Carinissima OP, via via gli altri. Intanto se ne vanno i primi 1000 metri di gara in 1:18,6 con leader Quantro, all'esterno si impegna Tyrion, poi Cometa LL, seconda pariglia formata da Conan Spritz, i primi 4 prendono vantaggio a 500 dalla conclusione. E arriva così il paletto dei 400 metri Numero finali. 2 Cartagena Pax, che squalificato. Tyrion che insiste all'esterno, poi c'è Conan Spritz al largo di Cometa LL, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo. Numero 6 Crinto Light, squalificato. Tyrion prova a riproporsi, ma Quantro ha un paio di lunghezze di margine all'ingresso. A centropista anche Conan Spritz, finale con Quantro in vantaggio, Tyrion che si ripropone, Tyrion finale con Quantro che si salva ancora da Tyrion al terzo a contatto. Finisce anche Conan Spritz, 1:16,3, 29,5 a chiudere dopo un 29,2 di penultimo quarto. La vince al comando Quantro, corre bene comunque Tyrion al rientro che si fa praticamente 1 chilometro scoperto all'esterno ed è ancora buon secondo avvicinando il leader sul palo. Andiamo a rivedere l'arrivo, c'è una testa di vantaggio sul palo, una incollatura quasi per Quantro, allievo di Edoardo Baldi, assegno dunque in questa prima corsa dell'Arcoveggio a quota di 4,22 al totalizzatore, 3,25 a quota fissa.